Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere in questa città che ho imparato a conoscere e ad amare e ringrazio in modo particolare coloro che mi hanno invitata, Valeria Filì in primo luogo, che mi ha accolta come un'amica nonostante non mi conoscesse. Il tema di cui parlo questa sera è il rapporto fra i corpi e il potere. Ed è un tema quanto mai attuale, partendo dal presupposto che ogni potere, da quello religioso a quello politico a quello familiare, interviene sui corpi. E un tempo lo faceva in modo hard, in modo violento, i corpi venivano torturati, i corpi venivano bruciati sul rogo. Adesso, almeno in Occidente, perché in altre parti del mondo ancora avviene, in Occidente questo non accade più, ma sui nostri corpi si interviene in modo soft, in modo dolce, in modo inavvertito, ma ancora in modo quotidiano. Perché prima ancora di approntare norme e strutture più o meno repressive, il potere costruisce ordini simbolici che presenta alcuni usi del nostro corpo come naturali e ne vieta, ne interdice altri come innaturali o perversi. E quasi sempre in questa gestione da parte del potere dei nostri corpi è la sfera intima delle persone, è la sessualità che viene regolamentata. Regolamentando il modo in cui si gestisce la sessualità, in realtà si regolamenta la società. E lasciatemi dire una cosa che forse può apparire o paradossale o provocatoria. Le donne sono più corpo degli altri. Le donne sono inchiodate al proprio corpo ben di più di quanto non facciano gli uomini. Per gli uomini il corpo non è un ingombro e forse non è nemmeno una risorsa. A volte può essere usato come corpo contundente, come attore di violenza, ma per lo più nella loro vita lo spazio che ha il corpo è relativamente limitato. Per noi invece il corpo è determinante e per far capire meglio quello che voglio dire mi riferisco come ultimo esempio possibile, ce ne sarebbero stati tanti altri nelle cronache, mi riferisco a quello che tutti avrete o seguito o perlomeno ascoltato, che è il caso esercitato dalla denuncia di Asia Argento. Quando abbiamo assistito a un fenomeno che era sempre accaduto, ma che questa volta si è mostrato in tutta la sua virulenza, in tutte le televisioni, su tutti i giornali, in tutti i commenti, ossia l'onere della prova, l'onere della condanna, l'onere della riprovazione sociale si è spostato piano piano, ma inesorabilmente, da chi agisce a chi subisce, dove è stato molto chiaro, almeno è stato chiaro a una parte di noi che l'ha denunciato fin dall'inizio, devo dire, che il problema non era tanto il sesso quanto il potere. E sono felice che il vaso di Pandora si sia finalmente aperto. Ci è voluto tempo, tanto tempo, ci è voluto coraggio, ma finalmente è emerso alla luce ciò che per secoli era rimasto nell'ombra, ossia l'esercizio del potere che si avvale del sesso come strumento. Ed è strano che molti abbiano parlato di libertà, dicendo che le donne erano libere di dire di no, che le donne erano libere di denunciare. La prima cosa che è venuta in mente è questa libertà, quando non si è visto che invece si trattava di un abuso di potere. E la libertà in un campo in cui la parola no non sia contemplata, così come accade per i commercianti che pagano il pizzo e che non riescono a dire di no perché non possono dire di no, perché tutto intorno a loro gli dice che se dicono di no subiscono dei gravi riscontri, così è accaduto in questo caso. Condizionamenti pesanti, minacce più o meno larvate, ricatte dai singoli o dall'intera società, che infatti reagisce con virulenza adesso che si denuncia e trasforma la vittima in accusata e si domanda come mai la vittima non ha reagito alla molestia, non sempre è violenza, può essere anche molestia, senza domandarsi
Per quale diavolo di motivo c'è qualcuno che si arroga il diritto di esercitare molestia verso un'altra persona? Questa è la domanda. Eppure questa domanda non si è fatta. Voglio allargare il discorso. Prima gentilmente hai citato il titolo di un libro che ho scritto, che si intitolava La libertà difficile delle donne e che aveva come sottotitolo Ragionando di corpi e di poteri. Ora, tutte le donne comprenderanno ciò che sto per dire e probabilmente gli uomini non lo potranno comprendere, ed è giusto che non lo possano comprendere, è comprensibile questo, perché loro non l'hanno mai provato e non lo proveranno mai. Vi racconto com'è nato rapidissimamente. Io ormai sono vecchia, non sono più appetibile, fortunatamente, come dire, la mia vita si è sgravata dell'obbligo di piacere all'altro sesso, e l'altro sesso infatti non mi considera proprio. Ma non è questo il problema. Il problema è che una sera tornavo a casa da sola, era buio, tornavo dal cinema, ho accelerato il passo, non so perché, e a un certo punto, quando mi sono chiusa il portone di casa alle spalle, ho avvertito come un senso di sollievo, vero, forte. E mi sono chiesta, ma da che cosa ti senti sollevata? Che paura avevi? La paura non era nella mia mente, la paura era nelle cellule del mio corpo. Era nella memoria involontaria di un corpo che era abituato a pensare che ogni volta che camminava per strada ci poteva essere qualcuno che violava la sua vulnerabilità, che attaccava la sua esistenza stessa, che invadeva il suo campo vitale. Il mio corpo lo sapeva perché era stato abituato a saperlo, non soltanto da un'educazione che aveva ricevuto, stai composta, tieni chiuse le gambe, non uscire da sola, fatti accompagnare a casa, torna presto. Sapete, la raffica di educazione e di genere che insegnano a non farsi stuprare anziché insegnare a non stuprare. Però il mio corpo, oltre che le mie orecchie, l'aveva assimilato perché era capitato di avere paura. Ecco perché dicevo, gli uomini questo non lo possono sapere. E allora mi chiedo come mai, mi sono chiesta come mai succedeva questo, perché succedeva anche a me, come mai me ne accorgevo io così tardi, come mai l'avevo dato per scontato e naturale per tutta la vita. E allora mi sono messa a studiare il motivo per cui il corpo delle donne subiva questa violenza, viveva in questa gabbia per tutta la vita, e mi sono risposta, e ho cercato risposte nelle bibliografie, nella storia, mi sono risposta che assumeva una valenza pubblica perché la sua esistenza, cioè perché assumeva una valenza pubblica? Perché la sua esistenza veniva definita in rispetto a vincoli esterni. Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza, si può parlare anche della quotidianità, si può parlare delle piccole cose, si può parlare di quello che costella la vita quotidiana, pratica. Voi lo sapete che se andate con un'amica, a me è capitato, in viaggio, in albergo, al ristorante, arrivate, siete davanti al cameriere, al concierge, e vi chiedono, siete sole? No, siamo in due. Ah, ma non intendevo questo. Siete sole vuol dire non siete garantite da una protezione maschile. Sapete che vi chiedono signora o signorina? Ossia vi chiedono una definizione che dipende dal rapporto con un altro. A nessun uomo chiedono è solo oppure è signore o signorino. Allora, questo dipende dal fatto che noi abbiamo una valenza duplice. Quel corpo di cui parlavo ha due prospettive da cui viene guardato. Quella seduttivo-sessuale, per cui da un lato è considerato oggetto di desiderio, oggetto, rarissimamente soggetto di desiderio, ma contemporaneamente esposto al giudizio degli altri, è sottoposto allo sguardo degli altri. Voi sapete ogni volta che lo tocco mi agola. Voi sapete che quando una donna passa per strada, basta che sia, come dire, bella, graziosa, carina o addirittura molto sensuale, viene fatta oggetto di definizioni. Chiunque passa si sente il diritto di definirla, e di definirla in genere con dei termini
che sono così usuali da essere addirittura diventati sinonimo di donna o di bella donna. Una parte del nostro corpo, vi risparmio quale, viene usata come epitome dell'intera persona femminile. E la cosa paradossale è che lo usano anche le donne questo termine e che addirittura se ne sentono gratificate, ah che bella, eccetera, viene visto come motivo di giubilo. Non si dice che bel ginocchio, che bel gomito. E nessuna donna ha mai detto, vedendo passare un uomo per strada e magari fischiando, ah che bel ginocchio, ah che bel polpaccio. Difficile, no? Ecco, o siamo viste in questa condizione di corpo che genera piacere o che può generare piacere, oppure siamo viste in funzione del fatto che possiamo generare figli. L'uomo stesso si scinde, perché ogni cosa che io sto dicendo, e vorrei che questo fosse chiaro anche agli uomini e ai ragazzi che mi ascoltano, è una gabbia per le donne, ma dovrebbe essere una gabbia anche per gli uomini. Se io fossi un uomo sarei profondamente irritata, arrabbiata, se pensassi che in me si vede un potenziale violentatore, che quando io ho paura perché mi passa, sento alle spalle uno spasso maschile, un uomo dovrebbe dire ma io non sono così, dovrebbe essere dagli uomini che viene la protesta. Visti come esseri semplicemente ridotti a un rango animale, a questo istinto belluino, al testosterone che non fa capire più niente, dovrebbe essere maschile la rivolta. È una corazza sulla libertà maschile, non soltanto su quella femminile. La violazione di una relazione paritaria, la mancanza della gioia nel rapporto, la mancanza della condivisione e un sesso estorto con la violenza dovrebbe essere negazione del piacere anche di un maschio. Comunque, tornando al corpo femminile, noi abbiamo questa duplice valenza. Possiamo garantire piacere e possiamo garantire la discendenza. E questo è il punto su cui il controllo sulle donne è stato esercitato in maniera più ferrea, in maniera più chiara, in maniera più evidente, perché la discendenza, anzi la purezza della linea della discendenza, è ritenuta essenziale per la vita comunitaria. Pensate che la parola matrimonio ha implicito in sé un destino obbligato per una donna. Matrimonio vuol dire che la donna è, come dire, deputata a diventare madre. E se ci pensate, il parallelo etimologico è un po' triste, è patrimonio. Io trasmetto i geni, lui trasmette la roba, direbbe Pirandello, lui trasmette i beni. Pensateci alle parole, le parole sono determinanti nel costruire la simbologia delle nostre istituzioni. Ecco, le religioni, le leggi, le istituzioni controllano le donne e i sottoposti, non gli uomini liberi. Gli uomini liberi si controllano da sé, la libertà delle donne per millenni non è stata prevista e quando viene rivendicata non la si perdona. Questo è il femminicidio. Femminicidio non vuol mica dire che si ammazza una donna. Una donna può morire in banca durante una rapina, sulle strisce perché è passato uno a 90 all'ora. Non è questo il femminicidio. Femminicidio vuol dire che si ammazza una donna perché è donna, ossia perché rivendica una libertà che a lei non è consentita. Mi ha lasciato, mi ha tradito, non mi ha obbedito, ha deluso le aspettative che io avevo nei suoi confronti. Questo è il femminicidio. Il crimine che più frequentemente viene imputato a una donna è di andare contro le aspettative sociali. Per questo può essere punita, per questo è stata punita per secoli, per questo abbiamo combattuto tanto nella seconda metà del secolo scorso ed è una memoria che io vorrei che l'università e la scuola trasmettessero perché le famiglie non lo fanno, non lo sanno fare, non lo vogliono fare, non lo possono fare. Vorrei che si trasmettesse che quel diritto che vi viene presentato come astratto in realtà non è mai stato neutro. È stato un diritto in cui la parola uomo voleva dire maschio e ancora adesso addirittura dobbiamo combattere perché una donna venga chiamata con un nome femminile, perché ancora adesso c'è chi dice ministro o assessore, perché questo è stato per secoli la norma.
Il fatto che una donna avesse una posizione di potere era un'eccezione, era lì per caso, ma quella era una carica che doveva essere destinata a un maschio. Quando abbiamo detto, e in questo ci ha aiutato moltissimo la storia della contraccezione, che è un'altra storia che a scuola non si impara, quando abbiamo detto che noi potevamo decidere se procreare o no, che noi avevamo in mano le redini del nostro destino, che non era biologico ma era culturale, abbiamo provocato un vero scandalo. Quando abbiamo parlato non più di dovere ma di progetto, è stata una rivoluzione. L'unica rivoluzione della storia che si sia compiuta senza torcere un capello a nessuno. L'unica della storia senza una goccia di sangue e senza una violenza, ma una rivoluzione che ridisegnava le discipline, che ridisegnava la cittadinanza. Questo sono gli studi di genere. Non un'occhiatina di traverso al fatto che dobbiamo volerci tutti più bene, ma un rileggere il diritto, rileggere la sociologia, l'economia, la storia, come se i soggetti fossero due, perché attualmente tutte queste discipline sono lette con uno sguardo androcentrico. Vi ricordate quando si diceva tota mulier in utero? Ecco, a questo abbiamo reagito, a questo reagiamo ancora adesso quando constatiamo che in italiano, per esempio, non c'è nessuna parola che definisca una donna senza figli e ancora le si fanno le condoglianze per questo, non si fanno mai a un uomo. Io ho una figlia che ha 46 anni e non ha figli ed è tutta la vita, anzi gli ultimi 26 anni della sua vita, da quando è giudicata fertile dal contesto, che viene, come dire, messa a processo. Ma come mai? Ma ti è capitato qualcosa? Ma lo sai che da vecchia poi non ci sarà nessuno che bada a te, perché fare figli è procreare badanti in anticipo gratuite. Ecco, allora, se voi vi chiedete perché, ed è giusto domandarselo, perché agli occhi di un marziano, della venusiana di cui parlavo in quel libro, sembrano cose strane, dovete partire da molto lontano. Dovete partire da quando la sessualità è stata definita da sacerdoti, giuristi, filosofi, educatori, medici, tutti maschi. Leggeteli i vostri libri, cercate un nome di donna in chi ha fondato queste discipline. C'erano le donne, c'era Ipazia, ma nessun libro di filosofia la considera. C'era Trotula, ma nei libri di medicina non è nominata. Ecco, quando questi pensatori, questi educatori, questi religiosi hanno costruito il nostro ordine simbolico, hanno fatto un'operazione che il potere fa quasi sempre ed è micidiale. Hanno definito come naturale ciò che invece era culturale, attribuendo a Dio o alla natura il compito di aver costruito ciò che invece avevano costruito gli uomini e la storia. Sembrano lontani questi precetti, quell'ordine simbolico, ma vi siamo ancora in gran parte immersi. E la nostra società, che sembra così moderna, così disinibita, così libertaria, ha ancora dentro di sé le matrici di quel passato ed è ancora, tutto sommato, profondamente androcentrica, l'ho già detto, ma anche profondamente sessuofobica. Vi faccio un piccolo esempio per capirci. Quando si dice barzellette sporche, lo diciamo tutti, quella è una barzelletta sporca. Non dire questo davanti ai bambini, che non si deve. Che cosa intendiamo? L'esempio di Luciana Littizzetto, il televisivo esempio di Luciana Littizzetto, è emblematico. O cose legate all'ambito degli escrementi, o cose legate al sesso. Vi pare normale, naturale questo accostamento? Vi pare che fin da bambini possiamo imparare che il sesso, il rapporto fra un uomo e una donna è una cosa sporca di cui si parla di nascosto? Vi pare naturale che si esalti la maternità, ma non si parli mai di come nasce il progetto e l'esecuzione della maternità? Si proibisce, si punisce, si indirizza, ma prima ancora di fare tutto questo si polarizza. Ed è una tendenza che l'Occidente ha fortissima dentro la pancia della sua filosofia antica,
quella di creare due poli contrapposti, di distinguere il bianco e il nero, l'alto e il basso, il giusto e lo sbagliato, evitando di sottoporre all'attenzione condivisa che non c'è il bianco e il nero ma c'è una gamma infinita di grigi, che non c'è la ragione e il torto ma c'è una gamma infinita di posizioni intermedi. Ma questa polarizzazione è utilissima a un potere che voglia essere repressivo, ed è un potere non soltanto etico ma addirittura epistemologico, fondativo del nostro modo di ragionare in moltissimi campi. È quello che la società si esercita a fare e che anche quei mass media che sembrano così contemporanei ci sbattono davanti agli occhi ogni giorno. Quasi che la società avesse paura della fragilità della diversificazione, temesse l'ambiguità come una minaccia, temesse ogni cosa diversa come un pericolo e quindi ricorresse a delle categorie rigide e polarizzate per cercare un senso di coesione, a un'identità e fare ordine in un mondo che, essendo così molteplice e così vario, alla fine spaventerebbe. Le dicotomie preparano le disuguaglianze e giustificano le esclusioni. Pensate all'orientamento sessuale, il fondamento di tutte le dicotomie. O sei eterosessuale o sei fuori. Allora, quando cominciamo le lezioni di genere all'università, in genere partiamo dalle parole, perché sono quelle che danno senso alla vita e definiscono i confini di ciò che noi pensiamo e quindi di ciò che noi facciamo. E dico sempre all'inizio che disuguaglianza è una cosa e differenza è un'altra. E mi dicono le studentesse e gli studenti, ma come, non sono sinonimi? No. Se l'italiano ha due parole vuol dire che ha due significati in generale ed è ben lontano dalla sinonimia il significato di queste due parole. Perché differenza vuol dire che io sono diverso da te, tu sei bionda, tu sei bruna, io ho gli occhi azzurri, io sono nero, tu sei giallo, io sono cattolico, tu sei musulmano, io sono comunista, tu sei democristiano, si diceva ai tempi miei. E questa è una ricchezza, si dice, no? L'Occidente aperto, emancipato, progressista, policulturale, dice questa è una ricchezza, che belle le differenze. Salvo poi, quando se le trova davanti, spaventarsi e allora tradurle immediatamente in disuguaglianze. Disuguaglianza non vuol dire che tu sei diverso da me, vuol dire che tu sei peggio di me. Disuguaglianza vuol dire che io sono giusta e tu sei sbagliato. Ed è questa che combattiamo. Ed è per questo che quando si dice avete raggiunto la parità, si dice una cosa che è vera, sì, nella normativa, non c'è più nessuna legge che ci condanni a una discriminazione, però non è vera nella sostanza. Vi potrei citare infiniti casi nell'economia, nella politica, nella vita familiare, dove la differenza si traduce in disuguaglianza, dove la mascolinità è superiore alla femminilità, dove si dice che la donna deve essere pari all'uomo e vuol dire che il modello da imitare è sopra, dove si dice l'altra metà del cielo e quando tu dici l'altra metà del cielo vuol dire che sei tu che guardi e l'altra è l'altra, e lo sguardo è il tuo. Stiamo attenti alle metafore, sono indicative. Ecco, e la maschilità è superiore alla femminilità e lo è dai tempi di Aristotele se non dei presocratici, perché la femminilità, e qui torno al discorso delle origini, è inchiodata alla corporeità. L'uomo si occupa delle cose immateriali che sono superiori in quanto astratte, che sono, come dire, intellettuali, spirituali, di grande valore. Ricordate che virtù viene da vir, e vir non voleva dire umanità, voleva dire maschio, mentre la donna è inchiodata a una corporeità che è quella della riproduzione, che è quella della cura, che è quella che dà origine a quell'altra dicotomia da cui ancora facciamo tanta fatica a scrollarci, tra pubblico e privato, dove il privato è la cura materiale dei giorni, che è quella che regge l'universo. La manutenzione dei corpi, della natura, della vita, dovrebbe essere al centro dell'attenzione, invece è considerata una cosa così,
di scarsa importanza, tant'è vero che maestra si può dire. Maestra si è sempre detto, maestra è quella che cura i bambini, che gli asciuga il naso, che gli asciuga le lacrime. Mentre ministra non si può dire, non si vuole dire, perché quella si occupa di cose importanti. Diffidate di quelli che vi dicono che uomo e donna sono complementari. È una complementarietà pelosa. Complementarietà vuol dire che si incastrano così. Invece noi ci incastriamo così. Nel senso che sono complementari perché ciascuno decide qualcosa. Lui decide quali leggi dare al paese, lei decide cosa fare per cena. Se questo è complementare ve lo lascio immaginare, però vi ricordo un dato che molti trascurano, che in Italia le donne lavorano una volta e mezzo, le donne che lavorano, cioè che hanno un'occupazione, lavorano una volta e mezzo quello che lavorano i loro compagni, che quando tornano a casa si rilassano, mentre le donne cominciano quello che si chiama da sempre il doppio lavoro. Ed è anche qua il linguaggio la cartina di tornasole. Molte di noi dicono con orgoglio, l'ho detto anch'io, che ho un marito effettivamente molto, chiamiamolo aperto, non lo so se si può dire. Insomma, dicevo, mi aiuta in casa. Che bello, che bravo. E poi mi sono chiesta, ma aiuta perché? Aiuta vuol dire che tocca a me farlo e lui gentilmente si presta. Lui non sporca i piatti, lui non sporca i calzini, lui non sporca niente, lui non mangia, non fa i figli li faccio solo io. Allora cosa vuol dire mi aiuta? È nel linguaggio quotidiano la discriminazione, non nel codice dei lavori della Camera e del Senato. E questo però non lo diciamo soltanto noi oggi che siamo tanto emancipati e moderni, lo diceva già Platone, nell'Aristotele, scusate, stabiliva che le donne servono per la riproduzione fisica, i maschi per la riproduzione metafisica, a ciascuno il suo, tant'è vero che tutto l'universo religioso, che viene da Aristotele, perché i padri della Chiesa molto hanno attinto di lì, è rigorosamente maschio. La donna è priva di coscienza etica e le sue attrattive sono solo fisiche, Kant. È immediatezza naturale, una bambinina così vivace, spigliata, Hegel. È un uomo mal riuscito, Freud. È un passatempo per gli uomini, Nietzsche, fino ad arrivare al buco vischioso di Sartre, di cui vi faccio grazia. Che il femminile incarni da un lato questo, come dire, complemento dell'uomo quando è moglie e madre, e dall'altra una figura pericolosa, la tentatrice, la dark lady, la vamp. Voi sapete che vamp viene da vampiro. È una donna pericolosa, anche questa seconda faccia, diciamo, che era quella che combattevamo dicendo né puttane né madonne, finalmente solo donne, che sembrava una rivendicazione da slogan, ma aveva alle spalle tutta questa storia, che la donna, cioè il femminile, incarni gli aspetti irrazionali dell'animo umano, ce lo diceva già la tragedia greca, ce lo diceva tutta la mitologia, la schiera delle donne pericolose, dalle Erinni alle Parche è infinita, ce lo diceva anche Omero. Io vi ricordo che Calipso e Circe, che distoglievano l'eroe dai suoi doveri di cittadino, di padre e di marito, ce l'ha spiegato bene una grecista insigne che si chiama Eva Cantarella, ha scritto dei libri bellissimi che vi consiglio. Eva Cantarella ci dice che Circe e Calipso non sono pericolose perché sono, si potrebbe dire adesso, di facili costumi, tutt'altro, anzi sono semidee, ninfe o dee. No, sono pericolose perché sono sole, sono donne autonome, autodeterminate, diciamo noi, ed è questo che va negato. È, come dire, l'anticipo di Eva, che rivendica la conoscenza, che pretende la libertà di giudizio, che vuole conoscere, che vuole sapere, e per questo diventa il capro espiatorio di tutti i mali dell'umanità.
lo stesso ruolo che aveva già sostenuto Pandora nella mitologia greca. È responsabile del peccato originale. Oggi Papa Francesco demolisce questo mito che ha avuto fortuna per 2 millenni. Anche in questo è molto moderno, molto anticipatore questo Papa, per altre cose meno. La donna tentatrice è una considerazione offensiva, ha detto recentemente. Eppure tanti di noi, e forse anch'io qualche volta, nella vita antica, quando ancora non facevo questi studi, diciamo puttana Eva, che è un'esclamazione diffusa, che è un'esclamazione cretina, perché se ci riflettete era difficilissimo in un paradiso in cui c'era solo Adamo, come si può dire, esercitare. Non voglio applausi, è un pensiero, come dire, del terra-terra, dicono a Roma, ma il ragionamento però non è terra-terra. Perché si dice questo? Perché in ogni donna si vede questo potenzialmente, l'ha recentemente detto addirittura uno psicologo in televisione, ma le donne se non le tieni un po' a freno sono un po' tutte così. E per questo quello slogan antico riacquista, come dire, spessore, solidità. Questa libertà fittizia che ci viene concessa ma è subordinata sempre. Allora, volevo dire tante altre cose, ci sarebbe anche da fare un paragone che non abbiamo tempo a fare qui, ma vi rimando a un'altra volta. Il parallelo fra gli imperativi dettati dal patriarcato e quelli dettati dal mercato, che ci prescrive come dobbiamo essere, l'idea di bellezza obbligatoria e di perfezione obbligatoria secondo cliché imposti. Ci lamentiamo del velo, ma giustamente diceva Fatima Mernissi, la taglia 42 è il velo dell'Occidente, è un'altra gabbia che ci viene imposta. Lascio stare questa cosa, voglio solo arrivare a dire l'ultima delle cose che mi interessano. Voi sapete che è in atto una reazione furibonda, oserei dire isterica, se isterica non fosse legata alla parola utero. Una reazione furibonda di fronte a tutti coloro, io ne faccio parte, che cercano di introdurre l'educazione di genere nelle scuole. Educazione di genere non vuol dire far diventare tutti omosessuali con la bacchetta magica, che è una cosa di cui sono stranamente convinti molti pensatori illuminati. Educazione di genere vuol dire rendere esplicito ciò che finora è stato implicito, perché educazione di genere si fa da millenni, solo che non si dichiara come tale, viene sottintesa, viene fatta quotidianamente con lo stillicidio che vi ho detto, con le mamme che dicono alla figlia femmina sparecchia, mentre il figlio maschio può non farlo, o le maestre d'asilo che dicono non piangere, che figura ci fai con i tuoi compagni al maschietto, eccetera. Voi lo sapete, sembrano banalità, ma si riproducono inesorabili in ogni città d'Italia, in ogni generazione. Ebbene, la lotta contro questa educazione, che poi è quello di cui stiamo parlando qua, rendere esplicito ciò che è stato implicito, ripercorrere anche le discipline sotto quest'ottica, imparare a leggere nella storia ciò che la storia ufficiale non racconta, recuperare alla bellezza del mondo nomi sconosciuti. Tutto questo fa parte di un dovere, secondo me, della scuola, che invece finora è stata a lungo vestale di quell'educazione di genere implicita che faceva finta di avere esseri assessuati davanti a sé, che dimenticava che davanti a sé aveva giovani uomini e giovani donne che vivevano proprio un periodo della loro vita in cui l'identità di genere si stava costruendo e avevano dubbi, avevano problemi, avevano paure a cui nessuno rispondeva, né la famiglia né la scuola. E allora o pensiamo a questo, o pensiamo al linguaggio quotidiano, come ho cercato di dire, così imparcito di stereotipi, o pensiamo alle trappole che l'inerzia mentale ci riserva, perché non c'è niente che mi ha fatto più arrabbiare nella mia vita
di studenti e studentesse che mi dicevano: ma cosa combatte tanto? Si è sempre detto così, si è sempre fatto così. Ecco, l'università, ma prima ancora anche la scuola, ma più di tutto quest'aula, è l'unico luogo della vostra vita in cui imparerete quello che non si è mai fatto e non si è mai detto, perché per sapere quello che si è sempre fatto e si è sempre detto vi basta il mondo là fuori. Qui non venite per imparare risposte, qui venite per farvi domande. E il nostro ruolo non è quello di darvi il compitino prescritto, la lezioncina prefabbricata, è quello di aiutarvi a usare la vostra testa in modo da farvi delle domande che finora non si sono fatte. E questo non per affermare una presunta superiorità femminile, non per condurre battaglie fra i sessi. Questa non è una battaglia, questa è semplicemente la ricerca. E devo dire orgogliosa, perché è vero che si sono fatti passi avanti, è vero che si è fatto moltissimo negli ultimi 50-60 anni che per tutto il resto della storia non si era fatto, ma è anche vero che attualmente rischiamo di fare dei passi indietro, backlash lo chiamano le sociologhe americane, processo di ritorno all'indietro. Se vi dimenticate quello che è stato, se smettete di combattere, se smettete di volere rivendicare i vostri diritti, se fate come una mia studentessa che un giorno mi ha detto: uno schiaffo è solo una carezza veloce, una frase che mi ha stesa, distrutta, non stesa perché venisse detto, ma perché mi vedeva detto da una giovane donna in un luogo come l'università, dove bisognerebbe riflettere su ciò che si dice. Quando ho cercato di discuterne con lei mi ha risposto: preferisco un uomo violento che restare sola. E questo è un altro dei problemi del backlash. Il terrore della solitudine, l'obbligo alla vita di coppia lo sentono già a 12 anni, anche se la coppia è così, anche se la coppia dà sofferenza anziché dare gioia come dovrebbe. Vedete come sono disorientate le giovani donne, le donne giovanissime, e come sono disorientati anche i giovani maschi, posti di fronte a un fantasma inatteso che è quello della libertà femminile. Ecco, di fronte a tutto questo io penso che iniziative come quelle di oggi non siano solo utili, siano necessarie, e per questo rinnovo il mio grazie a chi l'ha organizzata e a voi tutte e tutti che siete venuti stasera. Grazie di tutto.